Carmelo Nicotra doveva morire. Soltanto un inconveniente accaduto durante l'agguato lo scorso 23 maggio gli ha salvato la vita, riuscendo ad uscire quasi indenne. Fu ferita ad un gluteo da una pioggia di proiettili sparati da un Kalashnikov e una pistola calibro 9. 6 mesi dopo quell'episodio la svolta, 6 le persone indagate per il reato di tentato omicidio aggravato. Si tratta dei favaresi Calogero e Antonio Bellavia, 27 e 44 anni, Calogero ed Emanuele Ferraro, 39 e 41 anni e Carmelo Verdaro, 39 anni, indagati per tentato omicidio aggravato e ricettazione. Nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento c'è anche la vittima dell'agguato Carmelo Nicotra. In particolare dovranno essere effettuati accertamenti su alcune tracce biologiche, sangue, saliva e impronte digitali sul materiale posto sotto sequestro come mozziconi di sigarette, ritrovate proprio sul luogo dell'agguato e sulla Fiat Panda che si trovava all'interno del garage di Nicotra. Era lo scorso 23 maggio quando in un'apparente e tranquilla serata una raffica di colpi di Kalashnikov e di una pistola calibro 9 furono indirizzati verso il 35enne mentre si trovava nelle adiacenze del suo garage in via Torino. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e il comando organizzato per compiere il delitto dovette rinunciare al desiderio di sangue. Nicotra, soccorso da qualcuno ma lasciato nelle vicinanze dell'ospedale San Giovanni Dio di Agrigento con il chiaro scopo di non farsi identificare, è stato notato in seguito da una coppia di fidanzati che percorreva la stessa strada nella zona industriale. Il 35enne favarese si è mostrato fin dall'inizio reticente nei confronti degli agenti della mobile di Agrigento che lo interrogavano. Non ricorda granché dell'accaduto o di chi potesse avercela con lui. Fu così che la presa della squadra mobile si fece sempre più pesante. Fu ritrovata l'auto usata per l'agguato, una Renault Cargo in contrada Bisaccia, carbonizzata. Nel garage del Nicotra gli investigatori trovarono una Fiat Punto risultata rubata a Catania nel 2016, motivo per il quale lo stesso 35enne è stato iscritto nel registro degli indagati per ricettazione. Calogero e Antonio Bellavia, 27 e 44 anni, sono attualmente in carcere perché lo scorso giugno pizzicati dai carabinieri in auto con 2 pistole. Una Taurus 375 Magnum, risultata poi essere stata rubata a Carmelo Nicotra, e una Smith Wesson 38 Special con matricola a Brasa.